Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble comme pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati a un'altra puntata di Auto da Fè. Oggi parleremo di lavoro e fiducia, che è il titolo del libro la cui autrice è nostra ospite stamani. La saluto e la ringrazio. Si tratta di Maria Cristina Origlia, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno, dottoressa Origlia. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, grazie dell'invito. Dalle false narrazioni al coraggio di trasformare la realtà. Il sottotitolo del libro, trovate il link anche sul post, sulla pagina Facebook di Radio Libertà che introduce la nostra conversazione di stamani. Il tema, dottoressa Origlia, è un tema certamente interessante, ma io da lettore ho trovato particolarmente interessante il suo approccio al tema. Intanto, per chi non lo sapesse, per chi ci ascolta, Maria Cristina Origlia è giornalista professionista, si occupa di tematiche socio-economiche, in particolare si è occupata di cultura manageriale in senso ampio, in 20 anni di lavoro nel gruppo del Sole 24 Ore, 8 anni come caporedattrice del magazine L'Impresa, la più antica rivista di management d'Italia, collabora con Harvard Business Review Italia e altre testate, ha progettato format molto interessanti in tema di sviluppo, crescita, ma in realtà lavoro qui è una definizione perfino riduttiva, una serie di video interviste, capitani coraggiosi, domande potenti per leader audaci e la performance teatrale Shake, un'altra idea di futuro. Membro del Comitato Scientifico Osservatorio sul Lavoro Sostenibile della Fondazione G Group, dell'Associazione Italiana Direzione Personale e dell'Advisory Board del Master Competenze Filosofiche per le Decisioni Economiche dell'Università Cattolica di Milano, oggi è presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione del Forum della Meritocrazia. Sul tema del merito ha scritto Questione di merito, 10 proposte per l'Italia, edito da Guerini nel 2020, e Del merito, ovvero della forza vitale, Diogene Multimedia l'anno scorso. Ma il settembre del 25 è uscito questo bellissimo testo che ho letto con molto gusto, questo glielo dico da lettore, non è sorriglia, lavoro e fiducia appunto, però mi viene da dire subito, poi partiamo e cerchiamo di entrare, in mezz'ora non ce la faremo mai, nelle tante tematiche del suo libro. La questione del merito alla quale lei si è interessata è una questione che in Italia, forse è una domanda proprio da profano e da osservatore semplice, forse è una questione sconosciuta. Noi abbiamo anche inserito in un ministero importante, quello dell'istruzione, il termine merito, ma la sensazione è che sia piuttosto nominale l'operazione. Di sostanziale forse c'è ancora tanto da fare. Le lascio brevissimamente la parola su questo tema e poi entriamo nei temi del suo libro, che è organizzato in maniera molto originale, lo dico per chi ci ascolta, perché è un libro che si legge d'un fiato, non è il solito saggio, cioè è pieno di dati, di numeri e di riferimenti fattuali, empirici, ma si legge d'un fiato perché è organizzato in maniera molto stimolante, cioè uno sguardo sui cliché, diciamo così, intorno alla questione del lavoro, uno sguardo su quelli che sono i punti di vista alternativi e interviste con personaggi stimolanti. Le lascio subito la parola sul merito, dottoressa Origlia, questo sconosciuto. Questo sconosciuto. Intanto la ringrazio molto per la sua valutazione, diciamo, del testo. Ho cercato in effetti di fare una trattazione originale e cercando di non cadere appunto nelle letture a cui siamo abituati per proprio mettere in evidenza degli aspetti diversi del mondo del lavoro che però incidono in maniera molto forte sulla nostra quotidianità oltre che sul futuro. Riguardo al merito, velocemente, io sono impegnata da molti anni, sono stata anche per 2 mandati consecutivi presidente del Forum della Meritocrazia, che è questa associazione no profit, un ETS, che studia proprio la situazione della meritocrazia non soltanto in Italia ma anche negli altri paesi europei, e anche qui scegliendo un approccio scientifico, cioè attraverso un indicatore che avevamo messo a punto con un team di ricercatori dell'Università Cattolica, che va a misurare il livello di meritocrazia agita in un paese rispetto agli altri. Quindi da 10 anni che misuriamo i 12 paesi della vecchia
Europa, ed è da 10 anni che l'Italia si trova in fondo alla classifica. Non si muove di fatto, è molto distante, una quarantina di punti dai paesi che si trovano nelle condizioni migliori, che corrispondono sempre al nord Europa, ma forse il dato ancora più interessante è che distante di una decina di punti il penultimo paese, che è la Spagna. Che cosa vuol dire? Che trasversalmente, perché naturalmente Sì. la meritocrazia viene misurata su una serie di pilastri, la situazione del mercato del lavoro italiano, sia nel pubblico che nel privato, non è ispirata, diciamo, alla valorizzazione delle competenze, dell'impegno, della talentuosità delle persone. E questo ricade naturalmente non soltanto sui dati della competitività del paese, che è quella che è, ma anche sul benessere della Sì. popolazione, perché non si pensa mai al fatto che avere fiducia nella potersi costruire un percorso professionale soddisfacente ha un valore intangibile, che poi si trasforma in tangibile, fortissimo per un popolo. Ecco, dottoressa Aurelia, infatti io vorrei adesso entrare nel suo libro, Lavoro e fiducia, per dare il senso di quello che lei ha appena detto, partendo dall'esergo o epigrafe, dall'inizio insomma, e saltando alla conclusione. L'epigrafe è una bella frase, bellissima, dello psicologo, psicanalista, filosofo Erich Fromm: il compito principale nella vita di ognuno è dare alla luce se stesso, che è un vasto programma, per dirla con De Gaulle, no? Dalla, Sì. dalla conclusione del libro, invece, lei sottolinea questo, dopo un'analisi che, devo dire, è piena di riferimenti empirici, di dati, di ancoraggi alla realtà, ma è anche pervasa. Il lettore non troverà un libro appunto tecnico, un libro di un giuslavorista, un libro di un economista, troverà il libro di una persona che riflette su qualcosa di più profondo, perché appunto nella conclusione del libro lei sottolinea questo, che il sentimento di fiducia è fondamentale, anche quando si parla di lavoro, quando si leggono le statistiche, quando ci si occupa di sviluppo, di giovani, eccetera. È un sentimento di fiducia che va alimentato tra persone che sono poi i lavoratori e i datori di lavoro, i cittadini che fanno parte della polis, le istituzioni nazionali e sovranazionali. Questo è quello che si dice il capitale sociale, lei scrive, no? Dal quale può venire Sì. fuori una visione nuova, generativa della politica e dell'economia. La fiducia si basa su una cosa molto semplice, l'etica dei comportamenti, e l'etica dipende dai valori, dall'affidabilità, dalle competenze, ma soprattutto dal senso di avere un bene comune da parte di persone e istituzioni. Allora, questa qui non è una predica, no? Il libro la fa capire molto chiaramente che questa non è una petizione di principio o una riaffermazione di valori così a buon mercato, è una cosa fondamentale, perché se non c'è questo fondamento, poi viene fuori per esempio una cosa che mi ha molto colpito fin da subito. Lei sottolinea che abbiamo un grande problema davanti, no? Il senso di rifiuto e di esclusione da parte delle generazioni più giovani. E allora io entro nel vivo del suo libro e le chiedo: ma tutto questo è frutto dell'evoluzione reale e, diciamo così, implacabile della realtà economica, del lavoro, eccetera, o la narrazione conta ancora qualcosa? Quanto pesa la narrazione del lavoro sul mercato del lavoro reale e su questo senso, per esempio, di rifiuto e di alienazione delle generazioni più giovani, che è un enorme problema, mi pare. Assolutamente. Diciamo che una cosa incide sull'altra, no, siamo finiti un po' in un circolo vizioso dal quale diventa difficile uscire, nel senso che ci sono dei dati oggettivi che ci dicono che la situazione italiana, in particolare per i giovani, è assolutamente difficile, ma, questa situazione è stata in qualche modo anche causata ed è alimentata da una mancanza appunto di fiducia, innanzitutto in che cosa? Proprio nei giovani, o ancora meglio, si potrebbe dire ancora prima, e lo possiamo ritenere un bene comune, forse il bene comune, nei nuovi figli che un popolo può produrre, no, e quindi può generare. Quindi l'investimento che noi abbiamo fatto nei giovani, a partire dai bambini, da anni e anni, è assolutamente troppo basso, troppo scarso, troppo modesto per riuscire a costruire un futuro consistente e dare appunto quella fiducia a chi si sta costruendo una vita necessaria per fare delle scelte generative e importanti. Quindi qui mancano sicuramente delle visioni chiare su quella che tutto il percorso educativo e scolastico dovrebbe dare ai bambini, indipendentemente
sicuramente dalle condizioni naturalmente di nascita, perché sappiamo che ci sono delle differenze molto forti, sempre più determinate dal reddito, ma anche dalle aree, diciamo, territoriali in cui si nasce. Quindi il diritto di accesso a un'istruzione e un'educazione di qualità è un primo punto al quale un paese dovrebbe fare assolutamente attenzione, con poi una ulteriore attenzione ad accompagnare i bambini e i ragazzi all'individuazione della propria talentuosità. È importante parlare sempre al plurale di Sì. talenti, qua non si parla del talento, però quella che una volta si definiva come vocazione è in realtà un patrimonio importantissimo che una persona che poi si deve costruire appunto un futuro deve avere, altrimenti è molto facile, come dire, perdersi, andare in direzioni che non sono quelle dell'espressione appunto di sé. Detto questo, poi abbiamo delle condizioni appunto del mondo del lavoro che di certo non vanno a valorizzare i giovani e gli ultimi dati che sono proprio emersi in questi ultimi giorni da vari centri studi, cito la Fondazione Nord-Est, ma naturalmente anche l'Istat o l'Osservatorio dei conti pubblici italiani, che cosa ci dice? Ci dice che il 2024 è stato l'anno record di italiani che sono espatriati, in particolare nel range di età tra i 18 e i 34 anni, dove c'è stato un più 48%, a cui si aggiunge un più 38% anche della fascia tra i 34 e i 49 anni. Perché se ne vanno? Sicuramente perché non abbiamo, come dire, delle retribuzioni interessanti, sicuramente perché spesso e volentieri non riusciamo ad offrire dei lavori corrispondenti a livello di qualificazione, quindi di competenza dei ragazzi e delle ragazze naturalmente. Ma fortissimo risulta anche proprio la mancanza di fiducia nell'essere riconosciuti rispetto all'investimento appunto di studio e di impegno che si è messi e che le famiglie hanno permesso peraltro che questi ragazzi potessero portare avanti. Quindi qui c'è un tema sicuramente e molto forte di merito non riconosciuto, non rispettato, di incapacità e di paura di premiare l'eccellenza, che porta appunto tutti i nostri talenti a fiorire più all'estero che non qui in Italia. E quindi il tema della fiducia rimane fondamentale e si vede, come dire, espresso nelle relazioni, come lei ricordava prima, non soltanto tra le persone, ma anche tra le persone e il mondo del lavoro, tra le persone e lo Stato, Ecco, perché gli qua indici internazionali ce lo è dicono. come se noi avessimo perso, o forse lo abbiamo avuto per un periodo molto limitato di tempo, lei lo sottolinea, quello del famoso boom economico, che poi sono una quindicina d'anni, no? Abbiamo Sì. perso quel cemento che è il senso del bene comune e dell'intrapresa e della fiducia. A proposito di dati, però, mi ha colpito nel suo libro un altro riferimento. Lei cita l'edizione di quest'anno 2025 dell'Edelman Trust Barometer, un indice di fiducia, che a proposito di dati e valori, no? Di dati fattuali, numeri e valori di fondo, coglie questo indice di fiducia un vero e proprio sentimento di ingiustizia che si radica sempre più in tutte le nostre società. Un paradosso, no? Società globali, ma ingiustizia crescente. È la conseguenza di decenni di erosione appunto della fiducia, convogliata in un cortocircuito sociale, recita il barometer, in cui il futuro non è più una promessa ma una minaccia. E il dato che mi ha colpito è questo: oltre la metà degli intervistati pensa che il capitalismo faccia più male che bene. Il 61% crede che governi e aziende agiscano nell'interesse di pochi privilegiati. 4 persone su 10 approverebbero una o più forme di attivismo ostile o violento addirittura. Allora, ce n'è di strada per ricostruire un tessuto di fiducia. Lei poi lo affronta in diversi capitoli nel libro: l'imprenditorialità, i giovani, l'occupazione femminile, il pari accesso alle opportunità, il tema della diversità e dell'inclusione e poi un altro tema classico di questo periodo, no? La sostenibilità. Le imprese devono essere sostenibili e rispettare i criteri ambientali, sociali e di governance. C'è poi un capitolo conclusivo che affronteremo magari a parte perché è bellissimo, secondo me, e che risponde proprio a questa esigenza di ritrovare la fiducia. Ma com'è che usciamo dalla situazione fotografata dal barometro del Trust Barometer 25? È effettivamente quello che va a registrare proprio, come dire, una degenerazione
del capitalismo, che ha creato effettivamente, perdendo un equilibrio di controllo tra politica ed economia, una serie di ingiustizie che vediamo un po' ovunque, no, nel mondo occidentale. Ovviamente quelli sono dati a livello appunto globale, non soltanto italiani, dove comunque i sentimenti anche di protesta e di dissenso sono sempre, o almeno fino adesso, più ridotti rispetto ad altri paesi, però sicuramente un dato di aumento di disuguaglianze e di povertà assoluta è sotto gli occhi di tutti, tant'è che basta citare quel 10% della popolazione italiana che per un motivo o per l'altro, cioè per impossibilità o per eccessiva attesa, ha deciso di rinunciare alle cure di base, e qui si parla di sanità, Sì. e ci facciamo un'idea esattamente chiara. Dopodiché c'è una sproporzione, naturalmente una concentrazione di ricchezze nel mondo appunto occidentale rispetto a tutto il resto della popolazione, che viene, se vogliamo, giustamente percepito come ingiusto. Quindi qui ci sarebbe da riequilibrare attraverso sicuramente una fiscalità più corretta, più equa, le condizioni generali della popolazione. Detto questo, abbiamo fatto una serie di sbagli, perché qui il tema non è tornare indietro rispetto a, come dire, una crescita e un modello economico che ha prodotto anche moltissimo benessere e appunto progresso in tutti i campi. Pensiamo proprio all'ambito della salute, ad esempio, che è molto chiaro, ma non soltanto. Ma capire che il progresso che abbiamo avuto fino adesso, o meglio la crescita che c'è stata fino adesso, e qui ci colleghiamo anche un po' all'ultimo capitolo con queste Sì. due voci appunto importanti, in particolare quella dell'economista Mauro Gallegati, che ha firmato diversi lavori con Stiglitz, premio Nobel per l'economia, ricordiamo. Insomma, siamo in una situazione in cui dovremmo radicalmente virare verso un modello economico sostenibile, e quindi qui si parla di appunto sviluppo sostenibile, così come definito dall'agenda ONU 2030, perché è l'unico modello che tiene conto dell'utilizzo delle risorse del pianeta che noi abbiamo fatto fino adesso, andando a misurare appunto la nostra crescita, il nostro sviluppo economico con un indicatore generale condiviso a livello internazionale, che è il PIL, che però non tiene in considerazione l'utilizzo delle risorse, e quindi dobbiamo prendere assolutamente atto del fatto che una crescita infinita è impossibile, ormai l'abbiamo capito molto bene, però continuiamo a perpetuarla invece che virare appunto su un modello diverso che dovrebbe andare verso appunto una, se vogliamo, anche dematerializzazione dell'economia, cioè uscire da questo modello mortifero del consumismo e produrre in maniera e consumare in maniera molto più intelligente. Dottoressa Aurelia, il capitolo finale del suo libro si intitola, come me l'hai accennato poco fa, "Cosa dobbiamo avere il coraggio di dirci", no, dobbiamo anche avere il coraggio, qui salto al capitolo 1, di finirla di raccontarci le favole, no, che siamo un popolo di Sì. imprenditori, che il made in Italy ci salverà, che noi ci salviamo perché abbiamo l'Italian Factor, altresì detto lo stellone talora. E lei a proposito cita invece autori con i piedi molto ben per terra: Nicola Rossi, Pietro Ichino, Roger Abravanel, che ci dicono qualcos'altro in sostanza, facendo la sintesi della realtà e non delle favole. Ma le favole ci piacciono tanto però come popolo, va detto, come popolo e anche come politica. Un altro punto interessante, molto bello per me da lettore e da cittadino del suo libro, è che lei non la butta mai in politica, come si suol dire. Ragiona di politica, che è tutta un'altra cosa, ma senza, diciamo, individuare i soliti colpevoli o i soliti, diciamo così, responsabili. Fa un ragionamento politico nel senso della polis, cioè salviamo la nostra convivenza civile, facciamo qualcosa di buono, cerchiamo uno sviluppo. Però finiamola di raccontarci le favole, giusto? Sì, finiamola e soprattutto assumiamoci tutti la responsabilità della situazione in cui siamo, e quindi, per citare e completare il ragionamento che stava facendo sul primo capitolo e quindi sull'imprenditorialità, assumiamoci appunto le nostre responsabilità innanzitutto dicendoci che non siamo più un popolo di imprenditori. Questi dati alla mano, perché appunto il Global Entrepreneurship Monitor ci dice che siamo in fondo alla classifica dei paesi OCSE per tasso di imprenditorialità,
popolarità, il che non vuol dire che il popolo italiano abbia perso necessariamente, come dire, la sua indole creativa e il suo DNA, ma abbiamo distrutto quelle che erano le condizioni affinché si potesse intraprendere in maniera appunto più ampia, più generativa, in qualsiasi, diciamo, ambito e settore. Quindi innanzitutto prendere atto delle cose come stanno, e questo è necessario per poter poi decidere delle azioni e delle policy anche efficaci. Perché dico responsabilità di tutti? Sicuramente della politica, ma in generale di tutti gli operatori, in questo caso anche degli imprenditori stessi, perché sembra sempre da questi studi internazionali che il calo, diciamo, del tasso imprenditoriale sia dovuto sicuramente a delle difficoltà strutturali di fare impresa in Italia rispetto ad altri paesi, ma in realtà gli elementi determinanti sono proprio quelli della sempre mancanza di sufficiente autostima e fiducia nelle proprie possibilità da parte dei giovani, dovuta anche al fatto di una carenza di role model e quindi di imprenditori e di imprenditrici che si raccontano ai giovani, che raccontano la bellezza del lavoro, perché questo è un altro tema. In Italia parliamo poco e male del lavoro, male nel senso che appunto a volte diamo dei dati che non sono completi, non sono contestualizzati o sono ancora, come dire, infiltrati di una serie di credenze che ormai appunto dovremmo aver assolutamente superato, ma anche poco, nel senso che poco raccontiamo la bellezza che il lavoro può regalare all'essere umano quando ci sono le condizioni appunto adeguate di possibilità di manifestazione delle proprie competenze e di riconoscimento corretto appunto del proprio lavoro. Un altro dato, mi sembra, parlo sempre dal lettore del suo libro, dottoressa Origlia, è l'approccio molto pragmatico. Cito per esempio il secondo capitolo, quello dedicato all'occupazione femminile, no? Dove Sì. lei sottolinea che la narrazione dominante ancora oggi è quella per cui il lavoro mette le donne nelle condizioni di dover rinunciare ai figli, figuriamoci far carriera. Le credenze sono del tipo: i bambini crescono meglio in una famiglia che all'asilo nido, se ti dedichi troppo al lavoro non puoi essere una brava madre o sei troppo ambiziosa per avere dei figli. E allora lei rovescia questa narrazione mainstream con un approccio molto pragmatico. In realtà, se noi guardiamo ai paesi più civili da questo punto di vista ed evoluti, sono le politiche economiche, sociali, pubbliche, quindi anche della mano pubblica di sostegno alla natalità e anche sul fronte economico e dei servizi per l'infanzia a fare la differenza. E poi ci sarà un motivo per cui, altro dato molto pratico che lei mette nel libro, se nelle regioni del nord e del centro il tasso di occupazione delle madri supera o sfiora il 70% e nel mezzogiorno è poco sopra il 40%, non dico la metà, ma quasi. Insomma, ci sono azioni efficaci, concrete da fare per sostenere le scelte di genitorialità e fare in modo che anche la partecipazione femminile al mondo del lavoro, un altro dei topos della riflessione intorno al nostro Sì. mondo del lavoro, sia veramente cresca veramente. Si parla di cose molto pratiche: estendere i servizi educativi e di cura, servizi di qualità, distribuirli sul territorio, renderli accessibili a prezzi ragionevoli, renderli accessibili secondo orari e calendari che poi si concilino con le esigenze del papà e della mamma, dei lavoratori, dei genitori. Questo vuol dire orari scolastici tarati meglio, presenza di servizi educativi, vacanze distribuite lungo tutto l'anno, tante cose che esistono in altri paesi, specialmente quelli del nord Europa, no? E finanziamenti per sostenere anche i costi dei servizi di cura che toccano al privato, babysitter, supporti domestici, eccetera. Non è il libro dei sogni, sono cose fattibili. Assolutamente sì, ho riportato un po' la sintesi del lavoro, in particolare dell'Osservatorio appunto del lavoro sostenibile della Fondazione G Group, ma insomma sono d'accordo tutti i centri studi e gli osservatori su questi temi. Le cose da fare sono molto chiare, sono quelle che sono state elencate, E sono mi state già perdoni, tutto questo poi certo. ovvierebbe anche al famoso altro tema, trattato sempre in maniera molto da slogan, della crisi demografica. Perché se tu mi crei Certo. tutto questo, risolvi anche il problema. Faccio figli, insomma, mi viene più facile farli. Assolutamente sì.
Le dimostrazioni ci sono, uno dei paesi che ce lo racconta in maniera chiara da anni è la Francia, dove sono stati fatte una serie appunto di politiche come quelle che ha ricordato ormai da anni, dove c'è una percentuale di lavoro femminile in tutti i ruoli, anche decisionali, decisamente più alta rispetto all'Italia, con un numero medio di figli più alto. Quindi tutto questo va a incidere sicuramente anche sulla demografia, ma forse ancor più, visto che stiamo parlando di lavoro e ci stiamo dicendo, non l'abbiamo ancora citato questo dato, ma sappiamo che insomma il numero appunto di lavoratori sta pericolosamente scendendo proprio per un tema demografico, per il tema che molti giovani decidono di andare a cercare altre opportunità all'estero, almeno per il primo o secondo lavoro, poi magari torneranno, anche se vediamo che solo un terzo di quelli che vanno via poi tendono a tornare, e al momento, anche a causa di una politica di immigrazione di qualità che prima o poi dovremo assolutamente fare, riuscire a far partecipare un numero maggiore di donne nel mondo del lavoro sarebbe importantissimo, perché ad oggi ancora a livello, questo è il dato naturalmente nazionale, una donna su due lavora soltanto. E uno degli ostacoli principali è stato assolutamente individuato ancora da un ultimo studio di Valore D, che studia appunto tutte queste tematiche relative alla parità di genere e all'inclusione in generale, è proprio la maternità, che viene ancora vista come un costo di fatto. E quindi basti dire che le lavoratrici madri rispetto alle lavoratrici non madri hanno una percentuale di occupazione in più del 27%. Il che vuol dire che appunto la famosa child penalty, e quindi il costo della maternità, pesa ancora tantissimo su questo paese, cosa assolutamente, come dire, insostenibile no, nel 2025, ormai 26. Qui c'è proprio una mancanza di visione e una carenza ancora culturale che comunque è dovuta a una cultura dominante ancora molto patriarcale. Quindi questo obiettivo, che tra l'altro è il goal 5, obiettivo 5 di Agenda 2030, appunto dello sviluppo sostenibile, non è considerato prioritario, tant'è che ci sono degli studi che dicono che gli stessi italiani, quindi il popolo italiano, ritiene questo obiettivo rispetto agli altri 16 obiettivi di Agenda 2030 importante soltanto per il 13%, cioè non abbiamo ancora superato questa visione appunto del mondo femminile, da cui derivano tanti anche dei problemi del mercato del lavoro italiano. Dottoressa Origlia, ci mancano pochi minuti, un paio, però vorrei citare altri due capitoli molto improntati a smascherare i luoghi comuni o la narrazione mainstream, che dir si voglia. I capitoli dedicati al tema della diversità, equità e inclusione, e il capitolo dedicato alla sostenibilità o dignità del lavoro, i famosi criteri ESG, no? Chi ci ascolta Sì. ne riconoscerà, si sarà imbattuto leggendo in questa sigla, che significa: le imprese devono avere criteri di sostenibilità ecologica, sociale e di governance dell'impresa stessa. Ecco, su questi temi si è fatta molta retorica, in sostanza, lei dimostra, no? Perché in realtà l'inclusione soffre degli stessi problemi di sempre. Lo squilibrio di genere, per esempio, uno su tutti nell'esercizio del potere in Italia, come lei accennava prima, è quasi incolmabile, perché il potere è stabilmente in mano agli uomini, vale nel business, vale nelle aziende, vale nel nostro mestiere, nell'informazione. Il 42% di professionisti è composto da giornaliste, mentre la percentuale di direttrici donne nelle 50 principali testate nazionali è pari al 6%. Ma non mi soffermo solo sui dati, mi ha colpito anche quello che le dice la professoressa Quacquarelli su un paese a noi molto affine, così anche nel luogo comune, la Spagna, che invece sta facendo passi molto più in tema di lavoro, molto più interessanti dei nostri, mi pare, no? E poi segnalo così a flash una bella intervista a Pino Cantatore, che ha fatto la galera e che dalla galera si è inventato invece un'iniziativa di call center dentro il carcere molto interessante. Allora, come si esce dai luoghi comuni in tema appunto di diversità, inclusione e sostenibilità del lavoro? E l'ultima cosa velocissima, se lei è dotata della sintesi, abbiamo un minuto, le chiedo, da attenta osservatrice, con l'essere umano al centro di questa osservazione, perché è quello che viene fuori dal suo libro, quando lei sente dire ma siamo in un periodo in cui l'occupazione non è mai stata così alta come adesso, appunto, lei cosa pensa?
Allora, vado per ordine. Sostenibilità e diversità e inclusione, è tutto molto legato, infatti tutti i capitoli si intrecciano in qualche modo. La vera diversità, che è ricchezza e innovazione, ricordo, quindi qualcosa anche qui di molto concreto, dipende dalla capacità di mettere assieme diverse teste, diverse menti, quindi diversi pensieri. Il fatto di avere uno squilibrio così forte in termini di potere fa sì che i gruppi appunto di potere, per lo più composti da uomini di una certa età e naturalmente bianchi, tengano fuori, proprio per difendere i loro privilegi, categorie diverse, e questo vuol dire andare contro quella che può essere l'innovatività appunto delle imprese, e non soltanto delle imprese, di qualsiasi realtà. Per quanto riguarda la seconda considerazione, sì, certo, abbiamo raggiunto delle percentuali molto alte di occupazione, ma se si vanno a vedere i dati, e anche qui torniamo al tema della lettura contestualizzata, è un'occupazione che riguarda soprattutto gli over 50, sia donne che uomini, ma over 50, con una leggera anche diminuzione delle altre categorie, in particolare i giovani. Quindi attenzione a gridare, come dire, al successo. Sicuramente va bene, ma dobbiamo anche sapere che oltre a questa composizione, spesso e volentieri in Italia abbiamo un lavoro povero, quindi mal retribuito, e abbiamo anche un fenomeno altissimo, siamo sempre i peggiori d'Europa nel divario dell'overqualification, più donne, riguarda sempre più le donne rispetto ai maschi, cioè abbiamo molte posizioni sottoqualificate rispetto a quelle che sono le competenze e le preparazioni delle persone, con conseguenti anche stipendi inferiori rispetto a quelli che le persone si meriterebbero. Allora, abbiamo parlato del libro Lavoro e fiducia con la sua autrice Maria Cristina Origlia, che io ringrazio. Al termine del libro emerge prepotente la necessità di diventare persone corali. Mi è molto piaciuta questa definizione, dottoressa Origlia, cioè persone che non sono delle monadi, degli individui buttati nell'oceano, ma che abbiano il senso anche della comunità, del bene comune. Sembra appunto una predica, ma non lo è. Il libro è tutt'altro che una predica, è uno stimolo a riflettere seriamente, cosa che la politica dovrebbe fare. Dovrebbe fare sul serio, perché non è la solita Geremiade questa. Bisognerebbe approcciare le cose con quello spirito pragmatico che permea il suo libro, secondo me, lo dico da cittadino dopo tanti anni di letture di giornali e di interesse per la cosa pubblica. Per cui la ringrazio, dottoressa Origlia. Grazie a lei di questa bellissima conversazione. Grazie a Maria Cristina Origlia, il suo libro edito da Franco Angeli, Lavoro e fiducia. E buon Natale. Buon Natale a lei e a tutti quanti. Grazie. Avete